Due agenti della Polizia Locale di Vicenza sono finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti e presi a morsi da un immigrato al quale avevano solamente chiesto i documenti. L'aggressione è andata in scena a Campomarzo, dove era in corso un normale controllo. Un nigeriano di 21 anni si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari in servizio permanente, che hanno chiesto quindi, come da prassi, il rinforzo dei vigili. Quando gli uomini del comando vicentino sono giunti in Campomarzo, l'immigrato è andato su tutte le furie ed è scattato un violento alterco. I vigili sono stati picchiati e morsicati, mentre decine di sbandati e amici del nigeriano hanno circondato le divise. E chissà come sarebbe andata a finire se non fossero giunte altre pattuglie e i carabinieri. Gli agenti sono stati portati al San Bortolo per le morsicature e le ferite riportate e ne avranno per qualche giorno. Il nigeriano è stato arrestato. Sulla vicenda è intervenuto subito il sindaco Francesco Rucco, che ha espresso la propria vicinanza agli aggrediti e ha confermato la necessità di presidiare quell'area in particolare assieme alle altre forze dell'ordine. E sui fatti di Campomarzo si esprime così anche uno dei sindacati di polizia locale. Siamo ovviamente vicini a questi colleghi perché sicuramente il loro operato è stato il migliore possibile nelle condizioni in cui si trovavano a lavorare. La situazione è degenerata quando i colleghi si sono trovati circondati da molte persone e senza avere, diciamo, quel coordinamento con altre forze di polizia che in queste situazioni forse dovrebbe essere previsto.